E anche questo mese torna a qui Europa, a voi Friuli. Io sono Valentina e questa volta ci spostiamo in Ungheria, con la precisione a Budapest, e sono con Marco Moroldo. Ciao Marco. Buongiorno a tutti, Innanzitutto raccontaci un po' di te, che cosa ti ha portato a Budapest, a quando ti trovi lì, come ci io stai? sono nato e cresciuto a Pontebba, quindi zona di frontiera di dogane e case di spedizioni. E lavorando nelle case di spedizioni a Tarvisio nel 1994, il 31/12, quando l'Austria è entrata a far parte dell'Unione Europea, praticamente abbiamo dovuto chiudere l'ufficio di Tarvisio e con il mio titolare che aveva già aperto qui in Ungheria una filiale, ci siamo messi d'accordo e mi ha trasferito per 3-4 mesi in Ungheria per vedere come andavano le cose. Ecco, i 3-4 mesi sono diventati 29 anni e sono ancora qui in Ungheria. E come ti trovi? Cosa ti piace? Cosa ti manca di casa? Allora, l'Ungheria è un posto dove si vive bene, si sta davvero bene. Le cose sono molto cambiate dal 1994, quando siamo arrivati qui in Ungheria, quando sono arrivato in Ungheria. L'Ungheria è cresciuta moltissimo, oggi si vive veramente bene, c'è tutto e di più in Ungheria, specialmente Budapest è una città con propensione, diciamo, al turismo e anche la cultura dell'Ungheria e posso dire anche l'enogastronomia è abbastanza simile a quella che può essere in Friuli Venezia Giulia. In Ungheria si vive molto bene e anche con gli ungheresi non è difficile fare amicizia e andare d'accordo. Però tu ovviamente non hai mai dimenticato, le tue tradizioni, le tue origini, giusto? No, assolutamente. Io sono molto legato alla regione, alla mia provincia ed è anche appunto per questo motivo che nel 2006 abbiamo deciso di aprire il Focolare Furlan, lo abbiamo fatto assieme ai Giuliani nel Mondo, abbiamo fatto due associazioni separate ma programmi comuni e da allora stiamo andando avanti anche con questa attività proprio perché riteniamo che sia molto importante mantenere aperte tutto quello che riguarda tutte le tradizioni e comunque anche sviluppare quelli che possono essere rapporti economici, culturali e qualunque altro tipo tra l'Ungheria e la nostra regione. È molto interessante questo discorso di collaborazione insieme ai Giuliani. Allora, siamo due circoli distinti, ma che nel fatto collaboriamo a tutto campo assieme. Siamo 20 persone in tutto. Stiamo cercando in questo momento di coinvolgere i giovani, quindi i figli degli emigranti, come posso essere io, che sono arrivati 20-30 anni fa qui in Ungheria. E questo è un nostro punto molto importante perché noi crediamo che nei giovani possiamo poi continuare con le nostre attività e con le nostre tradizioni. Ti Sì, faccio sì, sì. un'ultimissima domanda, anzi 2. Innanzitutto, che cosa avete in programma nei tempi prossimi venturi? Come Focolar Furlan, in collaborazione con Ente Friuli del Mondo, stiamo organizzando una missione qui in Ungheria prevista, penso, a giugno, di Gorizia 2025, perché Gorizia sarà la capitale europea della cultura ed essendo stata l'Ungheria, Vesprem, la capitale della cultura nel 2023, riteniamo che fare un confronto tra le due parti sia molto importante anche per capire poi che risultati ha portato a Vespre. Per quanto riguarda i Giuliani, anche loro hanno un progetto che sarà di portare su in Ungheria una comitiva del Friuli Venezia Giulia più, diciamo, enogastronomica, comunque creare un evento di questo tipo. Perfetto Marco, grazie mille. E quindi dicevamo come possono fare a contattarvi coloro i quali vogliono rivolgersi al Fogolar di Budapest? Allora, la mia email è marcomoroldo@yahoo.it, qui mi potete contattare direttamente, oppure abbiamo una pagina sul social Facebook, Fogolar Furlan d'Ungheria. Perfetto Marco, in bocca al lupo per i vostri progetti e speriamo sicuramente di incontrarci presto
E come sempre, qui Europa, a voi Friuli. Mandi a tutti.